Ok, sì, eravamo già in diretta, buongiorno a tutti da Paola 4. Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Milk, benvenuti. Ciao. Che bello trovarvi qui direttamente da Caltagirone o come si dice? Caltagirone oppure Cartagirone. Cartagirone. Quindi, salutiamo tutti gli amici di Caltagirone. Con la scivolata della favetta in bocca. Mi dicevano fuori diretta, stavamo scherzando un po' con i Milk su un uovo. Com'era? Uomo, esatto. Lo vogliamo Siamo famosi per c'è questo intercalare molto grottesco, un po'. Sì, esatto, molto rozzo. Uomo di Neanderthal. Però siete fantastici, dai. Grazie. Salutiamo Grazie. tutti gli amici calatini in ascolto Ciao, e non ragazzi. solo, tutto il mondo. chiunque ci ascolti. Esatto. Vi presento i Milk, chiedo ai nostri amici alla mia sinistra di avvicinarsi un po' verso Letizia e di eccovi qui, e di presentarvi uno per uno, così vi presentiamo anche ai nostri amici per questo spazio dedicato alla musica emergente e ai Milk, chiaramente. Vai. Io sono Gianluigi, sono il batterista dei Milk. Io sono Giovanni e sono il tastierista dei Milk. Io sono Letizia, sono la cantante dei Milk. Io sono Matteo e non so per chi lo può vedere, comunque sono il chitarrista. Lo diciamo, siamo anche in diretta video, quindi seguiteci su studio90italia.it, dove troverete ovviamente la nostra diretta, e siamo anche in diretta Facebook, quindi siamo ovunque. Milk, Molto perché? social. Perché Milk? È una lunga storia, perché parte da un nome che eravamo prima, che era Milkshake, ovvero un frullato di generi diversi, che poi abbiamo dovuto Restringere. Sì. Con Milk, in quanto tutti quanti abbiamo un genere unico che è il pop. Io direi subito di ascoltare qualcosa live, visto che siamo qui, quindi brevemente, siccome loro fanno comunque, realizzano dei brani propri, dei brani inediti, hanno fatto già un album, hanno realizzato quest'album dove il primo singolo è stato Deborah. Che vi faremo ascoltare adesso così, Sì. in breccia. Chi è Deborah? Deborah è una ragazza che ha sofferto ed è una canzone che parla di violenza, ovvero una canzone contro la violenza sulle donne e qualsiasi violenza, perché è una cosa bruttissima, una piaga della società praticamente. Un messaggio molto forte e molto importante, e i Milk ovviamente in questo spazio breve però intenso ci faranno sentire e ascoltare un pezzettino di Deborah. Ok. Ok, si sente? Deborah, tu non sei stata l'unica ad essere accusata di poca serietà. Pettegole, quelle tue amiche sadiche, con cattiveria parlano senza sapere perché. Sei stata ferita più volte in passato e questo ha segnato dei lividi. Sei stata un'ingenua, ti sei poi fidata di mostri e di furfanti. L'amore non si compra, l'amore non si vende, diceva un detto antico esilarante. L'amore che si compra, l'amore che si vende, confuso fra i sorrisi della gente. L'amore non si compra, l'amore non si vende, diceva un detto antico esilarante. L'amore che si compra, l'amore che si vende, confuso fra i sorrisi della gente. L'amore non si compra, l'amore No. non si vende. Che belle frasi, che belle parole. Complimenti, Milk. Grazie. Chi scrive Grazie. i brani? Chi compone? Di solito io, ma anche tutti quanti insieme. La musica? Insieme, tutti insieme. Sì. Autori e compositori, Sì. un team perfetto, una squadra perfetta, è quello Sì. che dovrebbero essere tutte le band, cioè insieme, vicine, per realizzare qualcosa di bello. Ci si prova, ci si prova. Siete andati fuori, avete fatto diverse manifestazioni anche all'estero, so. Sì. A Parigi lo scorso anno eravamo di fronte al Moulin Rouge, il locale si chiamava Sullivan Backstage, credo. Una bella esperienza, no? Sì. Qual è il vostro sogno in questo momento? E Ma sicuramente intanto riuscire ad essere musicisti veri, intanto. cioè riuscire ad affermarci come musicisti per la nostra musica. E poi riuscire a far arrivare la entrare nostra nel musica circuito a tutti. nazionale della musica italiana. Quindi prima di parlare invece delle vostre collaborazioni, perché so che l'ultimo singolo è in collaborazione con un altro cantante, con un altro artista, Sì. vorrei ascoltare, so che vi ispirate a volte anche a un artista che canta sia in italiano che in lingua straniera. Sì, diciamo che una delle nostre, o comunque mie artiste preferite, Elisa, che saluto se mai un giorno mi ascoltassi. Ciao Elisa, io ti adoro. Quindi... Ascoltiamo un pezzettino di luce, così poi per concludiamo in bellezza con Come una sposa. Ok. Ma lo sveliamo dopo. Ok.
Facciamo Un bel ritornello. Un bel ritornello. Il bello del live, sì. Ok. Vado? Vai con l'accordo prima. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una Scusate, ci sono un epic fail pazzesco. Scusate. Niente. No. Questo è il bello della diretta, Sì. perché quando si sta in diretta possono succedere anche queste cose. Pensate, Ok, non hanno sì. provato nulla, Va quindi bene, scusatemi. non ti Ok. preoccupare, dai, siamo Letizia, qui vai live, così a Studio 90 manetta. Italia. Su. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra, su nuovi giorni. Bellissima luce, la luce che emanano anche i Milk quest'oggi a Studio 90 Italia. Ragazzi, io intanto vi ringrazio perché comunque è un piacere ospitarvi, Ma vi faccio un grazie a in te. bocca al lupo Piacere enorme. tutto nostro. Come si chiama il vostro album? Verticale. Verticale. Perché? Perché? Perché È allora- una fisolo. Molto- Oggi sono proprio Perché impanicato. la verticale di vabbè, solito si diciamo- sta testa giù e piedi in alto. No, no, perché è una spirale verso l'alto e poi perché le tracce sono messe appunto in La playlist verticale. di un album è sempre stata verticale. È vero, è vero. L'ho considerato in senso un po' dantesco. Considerato in senso un po' dantesco, diciamo prima era amore verticale. Ah, ecco. Amore era una parola un po' troppo scontata, quindi Solo abbiamo verticale. lasciato solamente verticale ed è un po' l'amore che innalza. I vostri fans troveranno, e non solo, chi vi ha appena conosciuto attraverso la radio troverà il vostro disco su iTunes, lo troverà anche attraverso Spotify. Tutte le piattaforme digitali. Tutte le piattaforme digitali. E allora che dire, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro Grazie in a te. bocca al Grazie a lupo, te. ci Grazie. sentiamo con il vostro singolo Come una sposa, vedrete anche il video su studio90italia.it adesso in rotazione. Presentalo tu Letizia, dai, vai Vai. Leti. Dunque, questa è una collaborazione con una persona nostra amica, Un amicone. che si chiama Guido Luvespone, che salutiamo. Ciao Guido. Ciao Guido. Ciao, Guido. Ed è una canzone che parla un po' del matrimonio, però vista dal punto di vista un po' marchetta, perché tutti ci lamentiamo che c'è crisi. Molto ironico, molto E diciamo ironico. molto ironica come canzone. E lo ascoltiamo, grazie Milk, spazio artisti emergenti, questa è Studio 90 Italia, una possibilità per gli artisti di far ascoltare la propria musica come oggi con i Milk. Ciao ragazzi! Grazie, Ciao, ciao. ragazzi. Ciao.